Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Questi titoli più importanti della mattina. In apertura il blocco dell'inaugurazione dell'osservatorio astronomico nelle Madonie, che avrebbe incluso il telescopio europeo progettato per individuare asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra. Lo ha deciso il Tribunale amministrativo della Sicilia in seguito a un ricorso presentato da alcune associazioni ambientaliste. Nuovi sbarchi nella notte a Lampedusa, al molo Favarolo. Sono giunti 76 migranti, fra cui 12 minori. Sarebbero partiti dalla Libia dopo aver pagato 6.000 euro per la traversata. Operazione antidroga al villaggio Zia Lisa di Catania. Arrestato un pusher in possesso di oltre 85 grammi di marijuana e alcune dosi di cocaina. E rimaniamo a Catania in tema di criminalità. Un piccolo malvivente di appena 17 anni è stato scoperto con in casa droga e un'arma clandestina che deteneva in camera da letto. È stato trasferito in un centro di prima accoglienza. È in chiusura un incidente stradale avvenuto ieri sera nel Catanese, esattamente sulla strada statale 120 di Monte La Guardia a Randazzo. Il bilancio è di 2 feriti gravi. Per uno dei rimasti coinvolti è stato necessario anche l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento in ospedale. Come sempre vi ricordo che i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a più tardi.